Questa è l'ultima spiaggia, quando si è veramente provati da un caro bollette che non riusciamo più a sopportare e sopperire come imprese, ma anche come famiglie abbiamo pensato bene di rivolgerci a Sant'Antonio. L'ultima speranza, affidarsi al santo per eccellenza, Sant'Antonio. Preoccupati e messi in ginocchio dal caro bollette, i commercianti padovani hanno portato un cero in basilica, consegnandolo nelle mani del rettore e stringendosi in una preghiera, un momento rimasto privato. L'iniziativa di Ascom Padova arriva come ennesimo tentativo di porre ancora una volta l'accento su un problema che renderà ancora più difficili i prossimi mesi. Le nostre imprese sono al collasso, non riescono a pagare la bolletta di luglio, non pensiamo a quella di agosto e quindi è con una prospettiva di avere un autunno che farà venire veramente i brividi dal freddo, perché terremo anche i termosifoni spenti. Secondo una stima del centro studi di Ascom Confcommercio, nei primi 6 mesi del 2023 sono oltre 3.500 le imprese a rischio chiusura e di conseguenza oltre 7.000 persone rischiano il posto di lavoro. Un effetto domino che si ripercuote sui consumi. La situazione di adesso invece, la guerra e i rincari energetici e di tutte le materie prime stanno portando naturalmente a un aumento dei prezzi delle case che vengono costruite e quindi la difficoltà ad accedere all'acquisto, ad accedere anche al mutuo, perché naturalmente le persone non sanno più se avranno lavoro nel prossimo futuro, visto che le aziende sono tutte in crisi e a rischio chiusura. I commercianti padovani sono terrorizzati dalla bolletta di agosto, come questo panificatore che a luglio ha fatto i conti con una bolletta di 7.900 euro. L'IVA di queste fatture corrisponde all'importo che ho pagato l'anno scorso. È una guerra proprio fra poveri. Una volta c'era il film che diceva pane, amore e fantasia. Adesso abbiamo creato questo, diciamo, pane, spese e debiti.